Rieccoci insieme, cari telespettatori, ben ritrovati. Vi presento subito i nostri ospiti di quest'oggi, quindi ben arrivato al presidente della CIA Padova, il dottor Luca Trivellato, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Ben ritrovato Vincenzo Gottardo, vicepresidente della provincia di Padova, in modo particolare con delega anche all'agricoltura. Buongiorno. Segue tutto, ma in modo particolare, vista la provenienza originaria dal Campodoro, no, come area, non poteva non essere così. Allora, insieme fanno un bel duetto per aiutarci ad affrontare questioni che sono estremamente importanti, sia sotto il profilo contenutistico, perché parliamo di DOP nel Veneto, ma anche per indotto e movimento economico, fatturati estremamente rilevanti, però anche tutela e necessità di ulteriori attenzioni e conoscenze. Dicevo, sono dei numeri che poi li vedremo nei vari settori, anche in quello lattiero-caseario che ha dei numeri da paura per quel che riguarda la sola provincia di Padova, che varrebbe un quinto del settore lattiero del Veneto, ma poi abbiamo i prodotti a denominazione che ammontano a 4.817 miliardi di euro all'anno come fatturato. Vicepresidente, sono numeri spaventosi, poi ce ne sono tanti altri, li vedremo anche insieme, però non hanno la dovuta attenzione, forse perché ne abbiamo troppi. Sono numeri assolutamente importanti che sottendono ovviamente una grande attività di imprenditoria e attività anche di ricerca, di sviluppo tecnologico, di progresso che la nostra agricoltura nel territorio di Padova ha e detiene anche in modo importante. Il nostro è un territorio ricco, e quando parlo di ricchezza intendo proprio la ricchezza naturale che viene da un territorio che è vocato alla produzione di tante varietà di prodotti agricoli, di allevamenti e quindi di derivati ricavati dalla lavorazione della terra e dall'ingegno dell'uomo. La nostra è un territorio ricco che offre i più svariati prodotti, e io sono convinto che noi abbiamo anche il dovere di mantenere questa integrità e questa qualità dei prodotti anche nelle modalità con cui questi prodotti vengono appunto coltivati, vengono allevati, e questo ci permette insomma anche di avere un primato riferito soprattutto ai numeri di cui si parlava prima. Presidente, questo è un po' anche per cercare di dare una risposta ai nostri telespettatori che spesso ci scrivono anche quando intervenite, come CIA, eccetera. L'Europa tiene in conto di queste nostre particolarità produttive, queste tipicità, queste produzioni di nicchia, questo territorio che è così completamente diverso rispetto alla Spagna, anziché alla Germania, ad altre realtà, oppure siamo un po', tra virgolette, mi consente il termine, bistrattati? Anche nella PAC che verrà, che adesso deve essere anche illustrata agli agricoltori, dove ci sono delle cose che non tornano tanto. Cosa ne pensa? Innanzitutto io volevo ringraziare lei e TV7 insomma, per l'occasione anche di discutere pubblicamente anche con il vicepresidente della provincia Gottardo, con la delega all'agricoltura che tanto si prodiga nel promuovere quello che sono le produzioni locali. Credo che nelle diverse competenze, insomma, il ruolo che sta assumendo anche la provincia con le varie manifestazioni che vengono fatte sia un ruolo importante che serve al territorio, che serve alle aziende agricole. Per cui e a sensibilizzare le persone, perché anche quello bisogna sempre tenere l'attenzione rivolta. Assolutamente sì, perché come si diceva il nostro territorio è un territorio ricco, fatto di produzioni particolari, di marchi, di denominazioni protette come le DOP, quindi le DOC, le DOCG, e che testimoniano la capacità dei nostri agricoltori a innovarsi, a investire nel territorio, a mantenere il territorio, e quindi la possibilità di rendere palese, evidente, manifesta questa grande ricchezza che la nostra provincia esprime è un elemento fondamentale per avvicinare anche quello che sono le produzioni con i consumatori, anche per cercare di riconoscere quel giusto valore alla
nostra agricoltura e ai nostri agricoltori soprattutto, e quindi la possibilità di mantenere economicamente sostenibili le nostre aziende, che deve essere la priorità di tutti noi. Che altrimenti si chiede, quello è il Detto rischio. questo, con Ecco. ripercussioni che abbiamo più volte sottolineato anche sì. nelle sue trasmissioni, insomma, che nell'ottica anche, come dire, di prospettiva rischiano di essere importanti non solo per l'azienda agricola che chiude, diciamo, per la stessa azienda agricola, ma possono avere ripercussioni anche per quanto riguarda tutta la cittadinanza, compreso anche le tenute idrogeologiche, anche in considerazione dell'emergenza climatica che stiamo affrontando. Detto questo, per quanto riguarda la tematica europea, è chiaro che nell'ambito europeo si ragiona di politica e di pesi e contrappesi tra nazioni diverse, tra paesi diversi che hanno specificità e modelli agricoli estremamente diversi tra loro. Sono più forti e pesano di più? Dopo chiedo anche il suo intervento a questo riguardo, Vicepresidente, dovrà sbilanciarsi, prego. Allora, rispetto a quanto pesano è una questione che deve essere vista in una dinamica dialettica politica che riguarda le commissioni europee, quindi Copa-Cogeca per quanto riguarda l'agricoltura e la Commissione europea, nonché il Parlamento europeo, per quanto riguarda poi l'espressione delle norme, dei regolamenti che vengono fatti e che riguardano ovviamente anche l'Italia. Il nodo è che noi dobbiamo essere capaci come sistema paese di influenzare queste politiche. Non subirle, cioè non dire ci hanno fatto questo provvedimento che ci danneggia, bisognerebbe essere propositivi e anticipare. E trovare le alleanze corrette con gli altri paesi, facendo comprendere la specificità e il valore della nostra agricoltura e delle nostre prodotti tipici, perché noi siamo il paese in Europa che ha più certificazioni, più produzioni tipiche, più elementi distintivi rispetto a tante altre produzioni che sono fatte in termini più industriali che riguardano altri paesi. Perché? Perché noi siamo stati, abbiamo sempre visto, per la conformazione geografica, ma anche per proprio le modalità anche di gestione delle aziende agricole, abbiamo sempre ricercato quella peculiarità, quella particolarità, e in quella ricerchiamo le risposte anche economiche per le nostre aziende. Per cui è chiaro che siamo differenti rispetto a altri paesi europei, ma è anche vero che è necessario, che è quello il terreno sul quale bisogna confrontarsi, e là ci deve essere tutta la capacità dei nostri politici che sono in Europa a farsi valere nelle sedi opportune. Ecco, Vicepresidente, è così, non è scontato assolutamente, e certi provvedimenti potrebbero anche danneggiarci in modo importante. Lei che cosa ne pensa a questo punto? È più un discorso anche politico, se vogliamo. Io penso che la difficoltà sta nel uniformare i nostri linguaggi con l'Europa, perché effettivamente abbiamo linguaggi diversi, perché la qualità, la varietà e la grande caratterizzazione di prodotti che noi abbiamo nel territorio nazionale ce li abbiamo soltanto noi. Se noi pensiamo a quando, ma lo dico in maniera assolutamente non polemica, se noi pensiamo a quando andiamo in giro per l'Europa, non c'è paese in cui abbiamo una varietà di cibo e di prodotti come quella che abbiamo in Italia. Quando noi con un fortissimo senso patriota diciamo che in Italia dalla Val d'Aosta alla Sicilia si mangia bene in ogni regione, in realtà è così, perché ogni prodotto del nostro territorio è un prodotto che tiene. Se poi andiamo a guardare nel Veneto e se andiamo a guardare nella provincia di Padova, insomma, in provincia di Padova abbiamo varietà di prodotti che vengono dalla terra che sono assolutamente di assoluta e primaria importanza e qualità, e sono prodotti che tengono a loro volta testa a tanti altri prodotti d'Italia. Ma che cosa è che impedisce, anche sto pensando anche al settore pesca per esempio, che vabbè è talmente stato eclatante e non riguarda solo la nostra realtà, anche se abbiamo un mercato ittico grandissimo a Chioggia, ma che cosa impedisce o dà fastidio al resto dell'Europa, tale per cui siamo un po' penalizzati e quindi sono avvantaggiati chi fa un certo tipo di grandi produzioni, chi può fare anche alternanza culturale di un certo genere e far sì che poi non si dipenda da altri paesi per gli approvvigionamenti. Noi tante volte sbagliamo l'approccio, noi non sappiamo far squadra
e non sappiamo rendere il nostro prodotto un prodotto unico e straordinario e caratterizzarlo per quello che è. E poi il nostro prodotto comunque fa paura in Europa, perché quindi diamo fastidio. Insomma, evidentemente noi siamo detentori di un prodotto che comunque è un prodotto riconosciuto dal consumatore, è un prodotto ambito, è un prodotto che effettivamente il consumatore valuta e pesa per quello che è. Peccato che non sempre le istituzioni, piuttosto che insomma, chi dovrebbe anche salvaguardarlo e proteggerlo, questo prodotto, non sempre è così, perché poi ovviamente nel mercato è un prodotto che crea distinguo, che crea difficoltà per gli altri. E crea anche problemi a voi stessi agricoltori, perché ci sono nella lavorazione poi tante imitazioni, e la tutela del prodotto DOP, a marchio eccetera potrebbe essere un elemento di forza, ma a volte va tutelato e non è così semplice. No, le emulazioni ci sono, proprio a questo servono quei marchi appunto di controllo, che i marchi non sono nulla se dopo non vengono riempiti con dei disciplinari rigidi, come avviene per le DOC, per le DOCG ancora di più, che non solo definiscono le qualità organolettiche del prodotto, ma definiscono anche la modalità di produzione, il quantitativo stesso, se parliamo di vini, che può essere espresso dal vitigno, e questo ovviamente permette una maggiore qualità poi del prodotto finito, per cui sono marchi che sono a garanzia ovviamente del consumatore e della qualità del prodotto, e ovviamente non tendono alla massificazione, ma sono fatti proprio per come dire, determinare quelle eccellenze che ci caratterizzano poi come sistema produttivo italiano. Ecco, ma quando noi abbiamo un prodotto, una DOP, e ne abbiamo veramente tante, perché stavo tra l'altro guardando, la regione, la prima a livello Veneto, è la prima regione a livello nazionale per numero di DOP 89, e il valore è appunto di 4.384 miliardi di euro di prodotti riconosciuti dall'Unione Europea. E 89 cibi e poi vini certificati, prima regione d'Italia. C'è una necessità di una salvaguardia, ma che cosa implica per il produttore di una DOP? Quello che chiedono i consumatori, e più volte ci viene chiesto: spiegateci che cosa ci sta dietro a livello operativo, perché tra l'altro segue anche direttamente lei, e quindi che garanzia hanno i consumatori, poi a livello un po' istituzionale, come interventi delle istituzioni, c'è la promozione, valorizzazione, non lo so se c'è qualche cosa. Sostanzialmente le DOP, per quanto riguarda la parte del vino, che è quella che la fa appunto da padrona, come diceva lei, si differenzia in DOC e DOCG. Le DOC sono denominazioni di origine controllata e le DOCG sono denominazioni di origine controllata e geografica protetta, per cui queste due classificazioni, diciamo che la DOCG arriva a seguito di una DOC dopo 5 anni che questa DOC viene mantenuta, e determinano attraverso le loro regolamentazioni, per cui determinano sia la modalità di trasformazione, ma per quanto riguarda il produttore le modalità di produzione. Quindi ci sono i protocolli. Quindi ci sono dei protocolli che definiscono le modalità di produzione. Questi protocolli, soprattutto nell'ultimo periodo, seguono quello che è l'SQNPI, che è il sistema di qualità nazionale della produzione italiana. È una certificazione. Che è un'ulteriore certificazione che permette l'accesso appunto ormai alle DOC e alle DOCG, e che implicano le modalità di intervento sulla coltivazione, per cui quanti medicinali si possono utilizzare rispetto alla coltivazione. Quest'anno per esempio è stata una dura lotta con la peronospora, per cui riuscire a come dire, regolamentare quello che è l'utilizzo degli agrofarmaci per arrivare comunque a un prodotto di qualità, perché comunque le malattie funghine determinano poi la qualità dell'uva. Questo viene fatto attraverso rigidi protocolli che
come dire, regolamentano praticamente tutte le operazioni di campo e nel caso poi del vino anche quello che riguarda la trasformazione e la vendita, compresa l'etichettatura. Infatti molto importante è il ragionamento sull'etichettatura. Questo qua lo estenderemo al discorso dell'etichettatura, perché sappiamo, insomma, dopo magari lo approfondiamo, che a livello europeo si stanno ricercando etichettature sulle quali noi non siamo d'accordo, perché noi crediamo che l'etichettatura debba informare le modalità di produzione e la qualità del cibo che viene comprato e non andare a sanzionare in maniera estremamente, come dire, generalizzata quello che è un cibo con i vari semafori di cui si è parlato. No, dopo torniamo sull'etichettatura, è molto interessante. Allora, andiamo in pubblicità. Restate con noi, Canale 19 diventa sempre più importante perché diamo strumenti di conoscenza ulteriori, quelli che poi voi con le vostre mail tante volte ci chiedete. Daremo la parola al vicepresidente della provincia di Padova. Pubblicità.